Penso che tutti ci ricordiamo il periodo che è stato l'anno scorso, a fine di settembre, ottobre, quando ci sono state decine e decine di colpi di ladri, acrobati, in particolare Borgo San Giovanni, ma anche Valli di Chioggia e anche Sottomarina, e in molti di questi casi era stata segnalata una auto potente, un Audi praticamente. È arrivato un comunicato da parte appunto delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri, e in cui annuncia che tre presunti responsabili di rapine e furti in abitazione sono stati arrestati e portati in carcere dai carabinieri di Rovigo e Adria, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, che gli indagati, tutti di origine albanese, sono stati individuati dopo un'importante attività di indagine, probabilmente aiutata dai riscontri dell'utilizzo frequente di una potente autovettura sportiva usata durante la commissione dei reati. Probabilmente le autovetture erano più di una, e anche, sempre nel comunicato, parla di targhe false, targhe rubate, quindi era anche per questo motivo che tante volte la targa era stata presa ma non aveva dato riscontri. Le attività investigative sono iniziate lo scorso novembre e hanno permesso di individuare i presunti autori di due rapine e 31 furti in abitazioni di diverse province del Veneto e dell'Emilia Romagna, commessi soprattutto di sera e di notte. Ricordiamo che nello stesso periodo, appunto, sono stati svaligiati più appartamenti a Chioggia e in particolare Borgo San Giovanni. I tre soggetti sottoposti a misura cautelare sono stati rintracciati, uno in una casa circondariale di Brescia, era già in galera, e gli altri due nella stessa abitazione di Modena e Pavia. Durante le perquisizioni effettuate sono stati trovati e sequestrati una somma di 19.000 euro in contanti, orologi di valore, oggetti in oro, apparati ricci e trasmittenti, flessibili. Infatti tante volte hanno usato i flessibili anche qui a Sottomarina e a Bruno Giovanni, arnesi da scasso e targhe rubate o contraffatte utilizzate dai veicoli impiegati nei raid. Complimenti quindi ai carabinieri. Ricordiamo che in quel periodo in tanti diciamo ma cosa fanno le forze dell'ordine, ma non è facile, non è facile. Tra l'altro spesso anche le persone anche così non è facile, non davano indicazioni precise, eppure sono riusciti dopo tutte queste indagini. Adesso speriamo che non vengano rimessi in circolazione tanto presto.